Buonasera a tutti, benvenuti al secondo appuntamento della rassegna letteraria sul filo, Incontri d'autunno, all'interno del progetto Sul filo del discorso, realizzato dalla Biblioteca Civica Simpliciana e patrocinato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Olbia. Siamo qui in compagnia e finalmente in presenza e finalmente di nuovo in sede, in compagnia di un progetto, di un sogno, di una storia d'amore e di amicizia. La riedizione di un libro che venne pubblicato diversi anni fa, il cui argomento però è sempre più d'attualità, è sempre più nel nostro immaginario e deve essere ancora di più nella nostra attenzione. A presentarci il tutto sarà il nostro comune amico ed editore Dario Maiore, insieme con gli interventi di Costantino Pesse e Giuseppe Pisanu. Il libro è Tottoi di Gianni Padoan, che è un autore che purtroppo da molto tempo è scomparso, che però ha lasciato una traccia sia dal punto di vista letterario che dal punto di vista dei progetti che si sono realizzati soprattutto ad Orgali, soprattutto a Calagonone, soprattutto all'interno di quella che è il mondo dell'ambientalismo e dell'ecologismo, e soprattutto nel momento in cui questo autore è stato oggetto anche di attenzione all'estero, per esempio in Giappone, per esempio anche in altri paesi, e da questo spunto letterario è scaturito addirittura un cartone animato e anche un videogioco, quindi per sottolineare ancora di più come questa attenzione all'ambiente sia un qualcosa che è venuto crescendo con gli anni e che adesso viene presentato di nuovo alla nostra e alla vostra attenzione. Vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri ospiti e attendiamo anche i vostri interventi e le vostre domande, che verranno riproposti ai nostri ospiti e avranno una risposta praticamente in diretta. Ancora buona serata a tutti. Grazie, buonasera. Sono Dario Maiore, rappresento la piccola casa editrice Tafros che in questa occasione ha avuto la grande occasione di riprendere in mano un libro che era pressoché abbandonato, e quindi grazie al contatto diretto con Giuseppe Pisanu, con cui abbiamo progettato appunto di creare questa riedizione, ci siamo sbilanciati, siamo buttati e siamo andati avanti. Tottoi è un libro che è stato scritto nel 1980 da Giovanni Battista Padoan, noto Gianni, nato a Velletri nel 1927. Era un giornalista e un etologo, quindi uno studioso del comportamento animale. Gianni Padoan, con la scrittura di Tottoi, ebbe un successo strabiliante. La prima edizione fu pubblicata da Mondadori e vendette oltre 1 milione di copie. Fu un successo clamoroso, strepitoso per l'epoca. Fu tradotto in oltre 10 lingue e fece il giro del mondo in sostanza. Tant'è che una decina di anni dopo, nel 1990 o 91 forse, una casa di produzione di anime, cioè di cartoni animati giapponesi, ne fece un'edizione appunto animata. A questo ci arriviamo dopo, ne vediamo un piccolo spezzone, però vediamo un attimo come, se andiamo avanti con la diapositiva, ancora avanti. Ecco, vediamo la prima edizione, che è quella al centro. A sinistra Gianni Padoan, naturalmente. Al centro, in alto, la prima edizione cartonata di Tottoi. Oggi ho avuto il piacere di vedere invece la prima edizione non cartonata. Chi la possiede la tenga gelosamente, perché è veramente una reliquia quasi. Una seconda edizione della Bompiani sulla destra, un'edizione tedesca al centro e poi il sequel di Tottoi. Tottoi e i Delfini, scritto con la figlia Daniela, che ringrazio particolarmente perché ci ha consentito anche di avere i diritti e cederli all'associazione Ermea, di cui Giuseppe è rappresentante, e poi Tottoi e i Cavallini della Giara. Il successo fu tale che, appunto, come dicevo,
i giapponesi ne fecero un cartone animato. Andiamo avanti. Questo è uno spezzone, naturalmente, una ricostruzione di alcune scene, però noterete alcune cose che ci riconducono immediatamente ai luoghi che conosciamo. Naturalmente è doppiato in spagnolo, ne esiste un'edizione in inglese e un'altra edizione in tedesco, credo, oltre che in giapponese, ma non è mai stato doppiato in italiano, eppure è inventato qui. In Germania, che rientra con la famiglia. Potete vedere la stazione marittima di Olbia del 1990, il viaggio della Bianca, naturalmente. Sorprese, più Olbia di così. Un omaggio a Miyazaki, il re dell'anime giapponese, con la 500 gialla, che caratterizza Lupin III, uno dei personaggi famosi. E qui c'è l'ingresso all'organico. La famosa galleria di accesso a quei luoghi. Altri elementi caratterizzanti della sarditudine sono questo, per esempio, costume tipico di Dorgali. Questo è inconfondibilmente il porto di Golone. La barca Sant'Andrea, che è realmente esistita e che è citata ovviamente nel volume. E le grotte del Golone. Già nel 1980 erano frequentatissime. C'era un traffico incredibile di turisti che sbarcavano per visitarle. L'interno della grotta ovviamente è fantastico per le scenografie subacquee. E qui Tottoi che si getta in acqua e incontra. Ah, ecco, qui c'è un altro episodio che abbiamo fatto un montaggio proprio con piccoli spezzoni. Qui incontra un personaggio importantissimo nel film, di cui Giuseppe poi ci parlerà. Nel romanzo si chiama Nanni Spano, nella realtà poi Giuseppe ci dirà chi è. Ed ecco finalmente la piccola protagonista, che Tottoi chiama Zabaione, con la madre. Anche la colonna sonora in stile giapponese, ovviamente. Zabaione perché aveva una macchia gialla sulla pancia. Oye, basta, è sufficiente. Vas a hacer que me caiga. Espera. Ecco che c'è la parte, l'ultimo spezzone, che ci fa vedere quanta attenzione c'è da parte degli animatori giapponesi ai dettagli. Questa è la festa di San Cipriano, è il tipico ballo su ballo tondo con i dettagli del passo, quindi un'attenzione incredibile.
E qui finisce. Poi naturalmente di anime e di cartoni animati giapponesi ci parlerà dopo Costantino, però abbiamo scovato proprio in questi giorni qualcuno che l'ha pubblicato su Facebook, un'altra piccola chicca che io manderei adesso, poi ne parliamo. La facciamo vedere, dura pochissimo, che non c'entra con Tottoi, c'entra con l'animazione giapponese. Puoi alzare anche un pochino il volume? No. Olbia. Questo è Le bizzarre avventure di Yojo, Vento Aureo, episodio 26, ambientato interamente a Olbia, di Hirahito Araki. どちらまで？エメラルド海岸まで。はいよ。はいよ。それでは次のニュースです。サルディニア島オルビア沖で依然続いている墜落現場の捜索作業。しかしまだ現場は。 Va bene, e qui Jojo finisce. Andiamo avanti con l'altra diapositiva. C'è stato un tentativo di doppiaggio in italiano, visto che non esisteva, da parte degli allievi della scuola media di Dorgali, con l'insegnante Ticca, sì. Ovviamente era una cosa un po' artigianale, fatta dai bambini, insomma, però hanno tradotto dallo spagnolo e poi doppiato in italiano. Purtroppo però di fatto non esiste un'edizione di questo film in italiano. È Se un mi progetto posso che... sovrapporre, Assolutamente Dario, sì, prego. un giornalista di Cagliari, Gianmarco Murro, a proposito di questo ha detto che questa è veramente un'occasione mancata per la Sardegna, perché non appena si è scoperto il cartone animato, nel cartone animato poi ci sono altre ispezioni che non abbiamo messo, nel quali il bambino che viene dalla Germania, figlio di dorgalesi, scopre il pane carasau e la madre glielo mostra e poi il padre beve da una bottiglia di vino della cantina sociale. Questa è veramente un'occasione perduta per la Sardegna, sì, perché non ha approfittato assolutamente di questo spot mondiale. Cioè, noi ci siamo dimenticati di questa cosa, ma chi dovrebbe pensare a questo si è dimenticato ulteriormente. Sì. In realtà la prima responsabilità è della censura italiana, perché in quegli anni c'era una sorta di accanimento nei confronti dei cartoni animati giapponesi. C'era un pregiudizio di alcuni sì, però non tutti passavano. Ah, ok. Non Per tutti quello passavano in Italia, sì. non è arrivato in Italia. Ho capito. Questo però, ad esempio, meritava un doppiaggio serio, certo. da parte penso alla Sardinia Film Commission o la Regione Sardegna stessa, perché è uno spot veramente per Gonone, è incredibile, per la Sardegna intera, ma per Gonone, per Olbia, anche per tutta la Sardegna. Sì. Dunque, se non sbaglio, la prossima diapositiva, possiamo vederla? Ah, ecco, dunque, naturalmente i giapponesi non si fermano all'animazione, producono anche un videogioco per PS2. Ma di tutto questo poi Costantino ci farà un rapporto dettagliato sul rapporto fra Gianni Padoan e il Giappone, gli anime e il Giappone e la poesia, e quindi lasciamo poi a lui il compito di... Un'altra curiosità, la figlia, che è ancora viva, di Gianni Padoan, non sapeva assolutamente dell'esistenza di questa cosa della PlayStation, quindi anche per quanto riguarda i diritti d'autore credo sia una cosa un po' un notevole. lato oscuro, sì, da parte della casa editrice probabilmente, non c'entro, da parte della casa editrice che aveva pubblicato inizialmente, probabilmente la Bompiani, che ha ceduto i diritti alla casa di produzione giapponese, e poi non lo so. Anche loro hanno scoperto tardi della produzione dell'anime, sì. Anche quello. Però insomma il fatto che un libro venda 1 milione di copie all'epoca era ancora possibile, oggi
se un romanzo, un libro di successo riesce a raggiungere le 100.000 copie, è un boom. Quindi veramente era un... Tant'è che Gianni Padoan vinse il libro d'oro, che era destinato proprio a coloro che superavano il 1 milione di copie vendute. Per di più l'UNESCO lo nominò, lo considerò tra i 10 migliori scrittori per ragazzi al mondo. Cioè non questo era un grande, insomma, un grande piuttosto dimenticato. Ecco. Sì, vedremo poi una serie di personaggi tutti dimenticati, questo con meriti certamente ben maggiori, ma insomma tutta una serie di personaggi che stanno dietro, ai margini della storia, che sono ormai non li ricorda più nessuno, ed è per questo che abbiamo voluto ripubblicare il libro. Certo. Dunque, la prossima, vabbè, sì, qui Gianni Padoan, fra le altre cose, giornalista, pubblicava per settimanali di storia, e poi fu anche colui che curò l'edizione italiana di una serie televisiva di successo, Spazio 1999, e molte altre cose, era anche autore televisivo, insomma, ne ha fatti di tutti i colori. Questo giusto, ecco, visto che ci sono molti insegnanti tra il pubblico, questo è un grafico che ci dice qual è l'indice di lettura, è riferito al 2019, però insomma non cambia molto, l'indice di lettura, la linea che ci interessa di più, lasciamo perdere quella di 2 in basso, la linea che ci interessa di più è quella in alto, che si riferisce soltanto ai libri cartacei, quindi esclusi gli ebook, ci dice che l'età tra i 6 e i 10 anni raggiunge quasi il 100% dei lettori, mentre invece va a calare poi verso i 15-17 anni al 70%, però è importante perché ci dice anche come evolve la situazione man mano che si va avanti con l'età. Diciamo che chi legge di più alla fine sono i bambini e gli anziani. La fascia media è un po' in fase critica. Dunque, ecco qua, fermiamoci un attimo. Il prossimo è un filmato, quello delle grotte del Bue Marino. Vediamo quello e poi ci dici chi è il personaggio. Sì, allora, vediamo quello. Lunghi secoli d'acqua hanno... Puoi aumentare un po' il volume, se possibile. Hanno scavato grotte come quella sotto il bastione di Capicocchia, intitolata a Nettuno, dove gli antichi immaginavano che il dio marino venisse a incontrare le ninfe. O quella che qui vediamo di Cala Gonone, lungo la costa orientale, profonda oltre 6 chilometri, dove ha la sua abituale dimora un mammifero che non troverete in altre sponde del Mediterraneo e che invece si rifugia in branchi numerosi tra le stalattiti di questo favoloso meandro. Animale assolutamente imprevedibile nei mari caldi, la foca è riuscita a sopravvivere dall'età glaciale dentro caverne fino a ieri in gran parte inesplorate, adattandosi gradualmente al mutamento di clima e di ambiente. Incontrare questo mammifero nei mari della Sardegna testimonia delle metamorfosi avvenute col variare dei secoli sulla faccia terrestre. Non c'è giardino zoologico che potrebbe offrirci un tale spettacolo. Pensare che ci siamo privati di questo mammifero è veramente inquietante quasi. E quando arrivò Gianni Padoan alla fine degli anni 70, nel 78-79,
incontrò un personaggio, che poi è anche un personaggio del libro, che è Nanni Spano, il ceramista, che era un mio zio. Per quello sono così legato a questa lettura, perché lessi il romanzo come qualcuno di voi, quelli della nostra generazione, in quel periodo, e poi appunto è sparito tanto che io sono andato a cercarlo ad Dorgali, perché mentre per una vicissitudine anche di famiglia sono diventato anche direttore del Museo Archeologico di Dorgali, e sono andato, volendo abbracciare un po' tutta la cultura dorgalese, sono andato a cercare il libro in biblioteca, e la bibliotecaria mi ha detto: guardi, questa è l'ultima copia, l'unica copia che abbiamo, che è stata raccolta nell'immondizia da un operatore ecologico. Ho detto: non è possibile, questa cosa va per forza ristampata. Appunto, un po' perché il messaggio è attuale, il messaggio è attualissimo, e un po' per una questione di affinità familiare. Questo personaggio, questo mio parente, ceramista, archeologo, esploratore, speleologo, fece amicizia con Gianni Padoan, che arrivò lì, raccontò la storia delle foche, e Gianni Padoan allora scrisse magistralmente questo libro e inserì il personaggio del ceramista, che era l'esperto di foche, che racconta a Tottoi, che significa Giovanni Antonio in dorgalese, cioè al bambino, come vivevano le foche. E si è perso anche questo patrimonio, nel senso che abbiamo invitato nelle precedenti presentazioni Egidio Trenito e Giulia Mo, che è una delle maggiori esperte d'Italia, se non del Mediterraneo, della foca, e lei stessa certi atteggiamenti della foca, che sono raccontati nel libro, per cui invito a rileggerlo, non li conosceva assolutamente. Cioè il cucciolo che si perde e la mamma che muggisce e lo chiama, e questa è una cosa che purtroppo noi non abbiamo più esperienza, non lo sappiamo come vivono le foche. E da quel filmato che abbiamo visto, quello è una foca che ha tutti i segni dei graffi dei combattimenti durante il periodo degli amori. Anche questo, insomma, sì, si sanno certe cose, perché in determinate zone, in Grecia, in Mauritania, ci sono, però le ricerche non sono molto avanzate e noi abbiamo perso tutto questo patrimonio. E quando Giulia va in giro per il Mediterraneo a chiedere: ma è stata avvistata una foca in questa zona, e tutti dicono: no, dovete andare in Sardegna. È in Sardegna, cioè nell'immaginario sono in Sardegna che vivono le foche. E paradossalmente in questo periodo di Covid, quando ci siamo tutti un po' ritirati, alcuni esemplari di foca, anche cuccioli, sono riapparsi nel Mediterraneo, soprattutto nelle Egadi, in Sicilia e nell'arcipelago toscano. Di questi giorni, ieri, ad esempio, c'è stato un filmato nel porto di Salerno, se non sbaglio. E insomma, riappaiono un po' dappertutto le foche. E quindi è possibile che forse eravamo distratti da altre cose, forse in un determinato periodo abbiamo frequentato un po' meno, quello che dicevamo appunto, certe spiagge. È possibile che si stia riaffacciando questo mammifero, ma soprattutto che lo notiamo ancora di più, e forse c'è una sensibilità maggiore. La Calagonone che racconta zio Francesco a Gianni Padoan è una Calagonone della fine degli anni 70 che deve decidere cosa deve diventare. Racconto sempre che in quegli anni Jacques Cousteau arrivò con la Calypso e disse che Cala Luna era una delle spiagge più belle del Mediterraneo, e quindi la gente andò a capire cos'era Cala Luna. Girarono due film, uno con non mi ricordo mai il nome, Fantozzi, come si chiama? Villaggio, sì. Villaggio, il signor Robinson, e il più bello in assoluto è quello della Wertmüller, Travolti in un solito destino. Nell'azzurro mare d'agosto. E lì in quel periodo stava crescendo il turismo, e lì appunto bisognava decidere, e in questo mio zio Francesco era molto 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 deciso che bisognasse mettere un freno a tutte le barche. Infatti Tottoi nel romanzo va a raccogliere l'immondizia a Cala Luna, è molto attento a questo aspetto, perché lo racconta un po' l'autore e un po' chi ha trasmesso queste cose. E possiamo andare avanti, magari facciamo vedere qualche altra, quelle foto. Sì.
Ecco, queste immagini della foca richiamano un po' delle esperienze appunto della fine degli anni 50-60, quando veniva scoperta la Sardegna. Abbiamo visto la nascita di Marcello Serra, Sardegna quasi un continente, cioè veniva scoperta al mondo la Sardegna in qualche modo, e in maniera forse anche un po' retorica, così come un luogo selvaggio, però di fatto stavamo andando a scoprire tantissime cose. In quegli anni ci sono i grandi scavi archeologici, la rinascita di Barumini, la scoperta appunto delle grotte, e in questo caso un fotografo Patellani andò a fare un servizio e chiese a zio Francesco, perché praticamente era un punto di riferimento per le foche, chiese di poter catturare una foca e farne delle fotografie. È una cosa che poi si lega al libro, però non vi voglio svelare l'arcano finale, perché insomma è molto carino. Di fatto zio Francesco catturò questa foca che si chiama Arturo, e non si limitava in realtà a fare delle foto. Il fotografo Patellani decise, sotto la spinta della Regione Sardegna, di catturare la foca e portarla alla Fontana di Trevi. Abbiamo anche un filmato dell'Istituto Luce. Se non che questa forma veramente di banalizzazione, spettacolarizzazione, la foca dopo un paio di giorni morì, e questo naturalmente fece andare su tutte le furie mio zio, perché era una cosa che non doveva assolutamente avvenire. Lui come alcune persone di Calagonone avevano già una sensibilità rispetto a questo fenomeno della foca che era in estinzione, mentre il suo padre, che era un nuorese che viveva ad Orgali, che si era trasferito appunto ad Orgali, capitava che accompagnasse qualcuno a cacciare la foca negli anni 20-30 e la esibivano come un trofeo. In questo periodo, alla fine degli anni 50, si avvertiva che la foca stava per scomparire, e quindi bisognava proteggerla in tutti i modi. E addirittura degli amici di zio Francesco, che erano quelli che andavano a mare, che erano ponzesi, come in molte zone della Sardegna sapete, avevano pensato di creare un parco all'interno, cioè chiudere le grotte del Bomarino. L'avevano anche proposto, portare loro il pesce e attirare la gente. Pensate l'idea di circo, di zoo che potevano avere, senza pensare che invece stava cambiando tutto, perché con le reti in nylon e l'afflusso anche turistico, oltre che la spinta della pesca forzata a tutti i costi, insomma, portò all'estinzione o quasi della foca in quella zona. E scorrono anche delle foto. Non so se ecco, questa qui, il gruppo Grotte Nuorese, che nacque nel 1938, assoldò mio zio, perché era esperto di grotte e di speleologia, lo assoldò per fare un catasto delle grotte. Questo negli anni 50, una cosa molto avanzata, e parte di questo catasto non esiste più. Una parte è stato rimesso su dalla provincia, però molte delle planimetrie non ci sono più. E questo senso io l'ho conosciuto anche se ero molto piccolo, questo spirito di avventura che aveva quest'uomo era insito in un gruppo di persone, nuoresi e non nuoresi, che, se guardiamo l'altra fotografia, l'altra diapositiva, questa è veramente mitica per me e per quelli che hanno vissuto la fine di questa fase. E ci sono tutta una serie di personaggi. Questa è la spedizione a Tavolara, probabilmente la foto è fatta appunto da zio Francesco, e ci sono il padre dell'archeologia sarda, che sono zio Bruno Piredda, e padre Furreddu, che è quello con l'abito talare, il professor Magia, che fece il primo scavo archeologico nell'isola di Tavorana nel 58 e scoprì le fasi neolitiche. Pensate che gli scavi da allora li abbiamo fatti nel 2013 nell'isola di Tavorana, gli scavi archeologici, cioè sono passati 60 anni. Uno di questi personaggi è Michele Columbo, che è un
un professore di Ololai, che era sindaco di Ololai, che fece la lunga marcia nel 65 per portare alla ribalta il problema delle zone interne della Sardegna, e fece 500 km a piedi, arrivò fino a Cagliari, fino a Sassari, sarebbe poi il padre del regista, per sollevare questo problema. Suo cognato, l'ingegnere Dino Giacobbe, che era un antifascista nuorese, che una persona anche molto semplice da grande, da giovane nel 1936 partì per combattere la dittatura di Franco in Spagna, partì a piedi da Nuoro, arrivò lì si incontrò con George Orwell e con Ernest Hemingway. Hemingway rimase colpito da questo personaggio di Nuoro, non sapeva manco dove fosse, e ne fece un documentario sull'ingegnere Giacobbe. Okay. Personaggi, ma anche piccole storie, i fratelli Pintori che armonizzarono la canzone più famosa di Nuoro, che è Non potrò riposare, per dire, insomma, è una serie di personaggi variegati che però facevano un bel gruppo. Una foto storica. Una foto storica, esattamente. Peraltro Giacobbe era il padre di Maria Giacobbe, la scrittrice. Sì, esatto. Per farvi capire qual era la temperie culturale, anche emotiva, di chi veniva fuori dalla guerra e voleva decidere un po' il destino anche dell'ambiente o dei vari ambienti della Sardegna. Ecco, questo nella mia idea che ho, quando ho conosciuto queste persone, questo mi trasmettevano. Andiamo avanti? No, dovrebbe essere finito. Sì. Allora, abbiamo fatto diverse presentazioni, devo dire sempre con un certo successo, grazie soprattutto a Dario, che è un organizzatore incredibile. Se nelle prime presentazioni abbiamo chiamato degli esperti di ambiente, quali Egidio Trenito e Giulia Mo, una volta in differita, una volta è venuta lì sul posto a rispondere alle domande anche del pubblico, e quindi ponendo l'accento sul mammifero foca, sul problema dell'estinzione della foca o del riemergere delle segnalazioni. Poi abbiamo voluto cambiare, perché, ripeto, parlare sempre delle stesse cose. Allora abbiamo pensato a questa declinazione del romanzo e dell'anime giapponese, e ho pensato di invitare il mio caro amico Costantino, che è veramente esperto a tutto tondo della cultura orientale, e pensavo la prendesse sotto gamba, invece si è messo a studiare e ha fatto una cosa veramente bella, che potrebbe, sembra che non c'entri niente con il romanzo, però è una cosa che secondo me è molto pertinente. Quindi passo la parola a Costantino. Allora, possiamo cambiare il PowerPoint. Buonasera a tutti. Approfitto per aggiungere una cosa che ci dimentichiamo sempre di dire, no? Che le foche erano che a tavolare. Sì, certo, quindi fino agli anni 60, forse 70. L'ultima un racconto di un pescatore è della fine degli anni 80, allo Scoglio del Fico a Molano. Sì, c'era anche quel libro della famiglia che lavorava al Faenali, e c'erano delle foto anche nella loro autobiografia, nella sua autobiografia, non ricordo il nome, Chiodino, no? Chinelli, scusate. Sì. No, per dire che era una cosa abbastanza familiare fino a qualche decennio fa, e adesso non se ne parla, no, ma quasi si ha paura di parlarne. Anche a Calagonone, dove c'è anche il piccolo museo della foca monaca, bisogna parlarne, sembra di evocare un fantasma. L'importante è che stia ripopolando il Mediterraneo, no? Le statistiche ci dicono che esiste, vive e vive insieme a noi. Via. Allora, io ho preso, mi ha tirato dentro l'amico Giuseppe Pisano, e così in prima battuta anche io, non conoscendo il romanzo, mi sono avvicinato. Perché sei giovane tu? No, io in realtà ho l'età perfetta perché avevo 10 anni quando l'ha pubblicato, quindi era in teoria, però non ho avuto la fortuna di leggerlo. Quindi all'inizio non sapevo niente, poi mi sono incuriosito, anche grazie a Dario, che mi ha tirato dentro pure lui, e ho un po' frugato soprattutto su internet per capire un po' quali legami potessero esserci tra questo anime
anime è la parola giapponese per indicare i disegni animati, Gianni Padoan, il Giappone, e poi per trarne anche qualche riflessione in merito ad alcune visioni che esistono in Giappone della natura e dell'ambiente. Se può andare avanti di una slide, per favore. Ecco qua un'altra foto di Gianni Padoan. Può andare avanti, per favore? Ecco qua. Allora, si diceva che Padoan ha pubblicato molto, ma almeno un centinaio di opere. La cosa impressionante che si osserva andando su internet è quante opere appaiono, almeno, ma quanto poco sia presente lui. Risulta una figura importante per gli anni 70 e 80 in modo particolare della letteratura per l'infanzia, ma non solo, che è stata probabilmente dimenticata, è tutta da riscoprire. Tra le varie traduzioni c'è quella di quello che i giapponesi hanno chiamato Shonen Totoi to Azarashi, cioè il giovane Totoi, il ragazzo Totoi e la foca, ed è stata l'edizione giapponese dell'89, con delle bellissime illustrazioni che ho trovato su internet. Se volete andare, ecco qua se ne vede qualcuna, anche andando avanti. Io ho trovato informazioni su di lui basandomi un po', infilandomi nei social. Cioè, nel senso questa è una pagina web, in blog, Twitter, e ho trovato diverse persone che hanno mantenuto memoria di questo libro e dell'anime e hanno avuto il piacere di pubblicare dei post. Ed è un segnale importante di quanto quest'opera abbia avuto un suo pubblico, anche in Giappone, affezionato, ecco. Qui ecco, l'opera era stata pubblicata dalle edizioni Kinnohoshi, che è una casa editrice importante giapponese di letteratura per l'infanzia, che ha da poco festeggiato il centenario di esistenza. Loro nel sito dichiarano di essere la casa editrice per l'infanzia più antica del mondo, ancora in attività, ecco, quello è il senso, perché sono più di 100 anni. Quindi questo è il secondo volume che venne pubblicato sempre dalla Kinnohoshi, cioè la Stella d'Oro. Sì, può fermare un secondo. Sempre in quegli anni, ed è il classico volume tratto dal cartone, quindi con le immagini del cartone. Uscivano anche da noi questo tipo di operazioni editoriali, quindi è sempre su Totoi. Se può andare avanti, grazie. Infatti è da un profilo Twitter, è un post di pochi anni fa. Ed ecco qua, nel 92 è uscito il cartone, anzi l'anime, di cui parlava Dario, è un episodio di 83 minuti che è stato trasmesso dalla NHK. Allora, stiamo parlando della Kinnohoshi, importante casa editrice giapponese per l'infanzia. NHK è la Rai giapponese, quindi la televisione nazionale. E i produttori, grazie, sono quelli della Nippon Animation, che esistono, è anche una grossa casa di produzione di anime, fondata già da parecchio tempo, cioè dal 75, ed è fondamentalmente quella che evidentemente esportava la maggior parte dei cartoni che noi abbiamo visto da bambini, perché vedete Anna dai capelli rossi, Marco, Conan il ragazzo del futuro, Le avventure di Tom Sawyer, e si noti anche questa abitudine a produrre sul formato del cartone animato diversi classici della letteratura europea, e tra cui anche il nostro Totoi ormai. Ne fecero un VHS, purtroppo non si trova il DVD, che uscì l'anno dopo, se vuole andare avanti. Eccoci qua, materiale pubblicitario, il poster, nella grotta del mistero un ragazzo incontra una piccola vita, mi sembra che ci sia scritto, ed ecco qua il volantino, quindi tutto il materiale. Se può andare avanti di uno, per favore. Questo è interessante, è di una decina d'anni fa, ed è un post di un blog di una mangaka sono gli autori di manga, cioè di fumetti, Setori Asuka, non può tornare indietro per favore, nel quale lei scrive, commenta, diciamo, Totoi con punto esclamativo,
e dice: guardate, in televisione fra poco lo trasmetteranno, io non lo potrò vedere, ma quando l'ho visto in televisione anni fa, se lo registrò e io ho consumato il VHS, dice: ormai non lo conoscono, non lo conoscerete questo cartone, ma era veramente bello, infatti appunto da ragazza l'ho consumato. E infatti fa un omaggio, essendo un'autrice di manga, questo è un poster o un'illustrazione che ha disegnato appositamente lei in omaggio a questo anime. E se puoi andare avanti, ecco qua il videogioco, che nello specifico uscì in 2 versioni in realtà, sia in CD-ROM che in DVD per la PlayStation, attorno all'anno 2000, ed era parte di una serie, lì c'è scritto anime e kaiwa, cioè conversazione in inglese attraverso gli anime. Era una serie che didattica per l'apprendimento della lingua inglese. La cosa è paradossale, buffa, perché come si diceva l'opera, cioè, la conosciamo in diverse lingue tranne che in italiano, e addirittura è stata usata per l'apprendimento della lingua. Credo che contenga il film, però ridotto a spezzoni e con esercizi di apprendimento. Eccolo qua, e qui facciamo un piccolo salto, sempre cercando di capire l'argomento Gianni Padoan e il Giappone. Mi sono incuriosito, ho detto: ma di queste 100 opere ce ne sarà qualcuna in cui lui specificamente si è dedicato al Giappone? Ne ho trovate 2. Vedete, lui era un etologo, ma era anche un appassionato di storia, di una collana dedicata alla Seconda Guerra Mondiale, quindi una dedicata alla battaglia di Pearl Harbor e un altro dedicato a un'altra battaglia che non conosco, ma a quanto pare della Seconda Guerra Mondiale e del Giappone, e sono una serie degli anni 70. Qualcos'altro sull'Asia orientale, sempre opera sua, cioè questo era un uomo, una personalità multiforme, ed è comunque un figlio del suo tempo. In parte si può capire, forse qualcosa è un po' troppo legato al suo tempo. Qui vediamo classiche cose che un ragazzo adesso non capirebbe assolutamente, ma per gli anni 70 era un pane quotidiano. Cioè, grazie. La Cina maoista e la guerra in Vietnam. E lui scrisse 2 romanzi su questo tema. Si può andare avanti adesso, grazie. E allora qui nasceva la questione del perché può questo cartone animato avere suscitato interesse, anzi no, scusate, l'opera letteraria di Padoan avere suscitato interesse in Giappone. E mi sono detto, qui è l'occasione per dire qualcosa sul rapporto tra Giappone e natura, perché quest'opera contiene degli elementi che si possono combinare bene con una certa sensibilità, che in Giappone non manca, pur tra mille contraddizioni, come ha fatto notare anche Gidio Trainito in una scorsa presentazione. Il primo legame che è venuto spontaneo è quello con lo studio Ghibli e con Miyazaki Hayao, che è il regista più noto anche fuori dal Giappone, nonché pluripremiato, e nonché autore di bellissimi cartoni animati, che hanno spesso un'ottica di sensibilità ambientale. Infatti adesso ne vediamo qualcun altro. Conan, il ragazzo del futuro, era dei Miyazaki ed è una storia di un mondo distrutto dalla guerra, mi pare, in cui comunque i sopravvissuti, o perlomeno Conan, vive un nuovo rapporto con la natura. E invece, andando avanti, abbiamo un altro famosissimo che è Nausicaa nella Valle del Vento, è uguale, questo è Laputa, che non mi ricordo in italiano come lo hanno tradotto. No, è Laputa. Sì, e questo è Ponyo. Sono tutti cartoni animati dello studio Ghibli. Se si ferma qua un attimo, per favore, grazie. In cui il tema dell'ambiente, della distruzione dell'ambiente o della sua preservazione è sempre molto presente, o qui in questo caso più della potenza dell'ambiente e del mare, come in Ponyo, Ponyo sulla scogliera, che fosse uno dei più recenti. Sì. Invece quello successivo è dello studio Ghibli, ma è di un altro regista molto famoso, di Takahata Isao. E questo è specificamente dedicato alla questione ambientale, perché racconta la vita di un gruppo di tanuki, che sono una specie di procione,
molto comune in Giappone, spesso umanizzato, ritenuto un animale dispettoso che nella folklore giapponese ha la capacità di trasformarsi e fare scherzi all'uomo. Però in questo caso è l'uomo a fare uno scherzo al gruppo dei tanuki, perché quasi loro cominciano ad accorgersi che la foresta viene ridotta da una speculazione edilizia e loro decidono di rimparare l'arte del trasformismo per combattere una lotta contro l'uomo e impedire che il loro bosco venga devastato. E in realtà non hanno successo, però un cartone particolarmente poetico nel raccontare questa battaglia senza speranza. Sì, poi loro trovano un modo di convivere alla fine del cartone, cioè non voglio spoilerare come dicono i ragazzi, però è comunque un modo in cui cedono loro terreno. Invece andando avanti, ecco qua, mi riallaccio in maniera più larga a questo discorso che io ho sempre trovato molto affascinante, andando avanti di un altro, ed è nato un primo spunto dal primo premio Nobel per la letteratura giapponese, che era Kawabata Yasunari, che ottenne il premio Nobel nel 1968, qui lo vediamo a Stoccolma, e lui fece una cosa, in italiano si trova il suo discorso di premiazione, si chiama La bellezza del Giappone ed io, e lui comincia da una poesia che è nella slide successiva, no, ancora in quella successiva, ed eccola qua. E lui inizia, si presenta all'Occidente, primo premio Nobel letterario giapponese, con una poesia del 1200, che è questa. Io l'ho tradotta un po' così, come ho cercato di renderla come meglio mi veniva. E questa è una calligrafia, tra l'altro, ecco, un'arte che in Giappone è molto apprezzata e praticata, che rende la poesia in forma calligrafica. Allora, Dogen dice l'essenza delle cose: in primavera i fiori, d'estate il cuculo. Non spegnete la TV. O devo fare io qualcosa? Comunque, d'autunno la luna, d'inverno la neve limpida e fresca. La poesia giapponese è fatta di queste semplicità apparenti in cui in fondo sembrerebbe a volte che ci dica quello che abbiamo davanti agli occhi, ci mostri quello che... Ma io trovo, anzi, ancora più poetica questa cosa. E, dietro questa apparente semplicità, che altro non è che una cosa molto usata in Giappone, cioè identificare le stagioni con certe piante, certi animali, certi eventi naturali, ed è una cosa che è praticata anche nella vita quotidiana del Giappone. La fioritura del ciliegio in primavera, allora anche a Tokyo tutti i negozi mettono fuori il ramoscello, magari di plastica, però che si ricorda, si va a fare il picnic sotto i ciliegi in fiore ed è uno spettacolo eccezionale. In autunno si va a vedere l'acero, le foglie rosse dell'acero, allora i giapponesi che fotografano la foglia dell'acero caduta in terra. Però è un segno, a volte un po' stereotipato, ma sentito, ha tante forme di espressione. Tra l'altro dove andavo io a Tokyo c'era un negozio che faceva dei bignè buonissimi e in autunno li faceva al gusto della crema di zucca. E vi posso dire, era buonissimo. E però ci ricordava che era arrivato l'autunno, anche nel mezzo del traffico di Shibuya. E c'era la fila per mangiare questi fantastici bignè. Tornando a Dogen, indietro, lui dietro questa apparente semplicità c'è in realtà uno dei fondatori, anzi il fondatore di una scuola, di una delle varie scuole di buddismo zen nel 200 in Giappone. Lo zen nasce in Cina come forma, come Chan, con le sue scuole, già 5 secoli prima, forse attorno al V-VI secolo d.C., alcuni secoli dopo il Giappone importa alcune scuole e Dogen è uno delle figure anche come filosofo, non solo come uomo di religione, se il buddismo si può definire una religione, ma più importante. Quindi quando parla di essenza delle cose intende una cosa importante,
la meditazione buddista in tante sue forme, però in particolare nello Zen, è mirata ad ottenere un livello di comprensione elevato del cosmo. Quello che in giapponese si chiama Satori. Satori vuol dire un livello alto di comprensione, ma di solito viene tradotto come illuminazione, che richiede parecchi anni di pratica. E il gusto dello Zen, che spesso scardina il sentire comune, va oltre la razionalità e adotta delle strategie per eliminare certe sovrastrutture e cercare di ottenere una comprensione più diretta del mondo. In fondo, ed è il paradosso dello Zen, ti dice: quello che stai cercando ce l'hai davanti, la sostanza delle cose è lì. Però ovviamente ci metti anni per arrivare a capirlo nel modo più approfondito. E lì anche nella natura, nella bellezza della natura, e qui ci allacciamo in una delle visioni giapponesi della natura. Andando avanti, avevo qualche esempio in mente. Questo parco che si trova a Tokyo, il Meiji Jingu, che vuol dire il tempio Meiji, cioè dell'imperatore Meiji, che è il nonno di Hirohito, visto che abbiamo tutti più o meno la stessa età. Hirohito era l'imperatore della nostra infanzia. Il nonno di Hirohito, che è quello che sotto il cui regno è stato modernizzato il Giappone. Io andavo in questo parco a Tokyo di svariati ettari di questa foresta, che in realtà era un tempio. Anche questo è tipico dello Shinto. Questo qui non stiamo parlando di buddismo, ma stiamo parlando di una religione autoctona giapponese, che è lo Shinto. I giapponesi mescolano le religioni, quindi la stessa persona fa il funerale buddista, poi però quando nasce il bambino lo porta a fare la cerimonia Shinto. Quindi le cerimonie della vita sono più Shinto, le cerimonie più della morte o della malattia sono come il buddismo, facendo una semplificazione estrema. La foresta è sacra, succede in varie parti del Giappone. Chi entra in quella foresta si trova davanti a questa maestosità, con i portali di accesso al tempio in legno grezzo, molto alti, mi pare in cedro giapponese, e si ha un senso di antichità. Ma questo tempio, questo bosco esiste al 1920 ed è stato creato alla morte dell'imperatore. Ogni provincia, ogni prefettura ha spedito delle piante e le hanno piantate a Tokyo. E si è creata questa situazione. Facevo notare anche i simboli, sono i simboli della casata imperiale e sono simboli che richiamano la natura. Il crisantemo, che per noi ha ben altro significato, ma in Giappone è un simbolo della casata, e l'altro è la paulonia. Invece, andando avanti, qui si vede come nel sito del Meiji Jingu venga segnalata la possibilità di visitarlo stagione per stagione. Poi andiamo ancora avanti. Questi sono tutti i parchi nazionali del Giappone, non sono pochi. Il Giappone ha delle zone fortemente industrializzate, ma anche tante altre zone che sono fortemente preservate, boschive e montuose, anche perché il territorio giapponese è molto irregolare. Amore per la natura, estetica della natura, tradizione, poesia della natura, ma le contraddizioni che, come faceva notare Egidio Trainito all'incontro di Porto San Paolo, sono insite evidentemente nella cultura umana. Noi non stiamo riuscendo a trovare una forma di equilibrio tra il nostro amore per la natura e lo sfruttamento, e il Giappone non è da meno. Quindi abbiamo la caccia alle balene, che il Giappone è uno dei paesi che pratica, il nucleare, la pesca del tonno. Il Giappone a livello internazionale è noto per essere un predone dei mari a volte. Il nucleare fosse il caso più grosso, anche perché nel 2011 c'è stato l'incidente di Fukushima e il Giappone era uno dei paesi che, pur vittima del nucleare bellico, con Hiroshima e Nagasaki, in realtà a partire dagli anni 60 è stato uno dei paesi che lo ha adottato in maniera particolarmente decisa. L'incidente è decisa al punto tale che queste anche le contraddizioni delle azioni a favore dell'ambiente. Avere tante centrali nucleari consente di ridurre le emissioni CO2
perché in realtà un vantaggio lo danno le centrali nucleari al posto del carbone, e non è un piccolo vantaggio. Il Giappone infatti pare fosse sul punto di rispettare i protocolli di Kyoto rispetto ad altri paesi, o gli Stati Uniti, che avevano, se ricordo bene, avevano proprio rifiutato di firmarlo. Se non che l'incidente di Fukushima ha ricordato il dilemma del nucleare, del fatto che nel momento in cui succede qualcosa, poi il prezzo da pagare è altissimo. E infatti hanno chiuso per un periodo le centrali nucleari e dovranno probabilmente reimpostare qualcosa con il carbone a questo punto, e non si sa quale sia il rimedio peggiore. Attualmente ne stanno usando solo una parte dei 51 operativi nel 2011, più o meno un po' più della metà. Andando avanti, questo libro raccontava una storia molto simbolica ma vera, e l'ho tradotto io tra l'altro, però al di là di questo, l'albero e la speranza. Quando lo tsunami, dopo la scossa di terremoto, ha colpito le coste del Tohoku, che è la regione nord-est dell'isola principale del Giappone, ha buttato giù un'antica pineta che era stata piantata nel 600 di svariate centinaia di migliaia di pini, li ha completamente distrutti. La sola ondata ne è rimasto uno. È rimasto quest'albero che per un certo periodo è rimasto in vita ed era fortemente sentito come simbolo di resistenza, di rinascita, e questo poeta alla radio recitò una performance in cui umanizzava l'albero come la figlia giovane che viene protetta dalla famiglia, e quindi la figlia deve mantenere, è stata salvata per mantenere la memoria di tutto il... Se non che tutti gli occhi del Giappone erano puntati su quest'albero, che dopo pochi mesi l'acqua tutta attorno si è salinizzata, quindi hanno fatto in tempo i botanici a salvare dei polloni, quindi a ripiantare dei pini, però l'albero si è seccato. I giapponesi, è sempre questo, sempre contraddizione, hanno cementato il tronco, hanno sostituito, credo, con foglie con aghi di plastica, in sostanza è rimasto il simbolo, che ancora è visitabile, quindi quando è stata scritta quest'opera l'albero era ancora vivo, però insomma il simbolo rimane. E per chiudere ho pensato a Oe Kenzaburo, che è il secondo premio Nobel per la letteratura, del 94 mi sembra, un autore sempre fortemente impegnato nel campo del sociale, e che perché tra l'altro ha un figlio che era nato con un tumore al cervello, è nato disabile, e lui ha scritto di questa esperienza, anche rompendo uno stigma che non è solo giapponese, forse in Giappone è un po' più forte, cioè della gestione di un parente che ha un problema di disabilità, che in Giappone veniva particolarmente nascosta, ma è un problema che abbiamo anche da noi, insomma, lavorando nelle scuole si sa del lavoro che si svolge perché questo non avvenga. Però ha scritto dei libri bellissimi, infatti si chiama Un'esperienza personale, il libro in cui racconta la nascita di suo figlio. Però negli anni 60 andò come giornalista a Hiroshima, perché si tenevano, non so se ancora si tengano, degli incontri annuali in cui le varie associazioni antinucleare, stiamo parlando di un'epoca in cui il nucleare bellico era in nascita, crescita, quindi si pensava che si potesse ancora bloccarlo, e quindi c'erano grandi manifestazioni. Il Giappone, anche se non sembra, perché non succede più, ha avuto un momento nel dopoguerra di grande partecipazione sociale, anche in piazza. Ci sono state le associazioni, i partiti che erano attivi, è una cosa che è morta nel tempo. E lui andava lì dove c'era l'ospedale dei malati, perché poi la malattia si proponeva nei decenni successivi, e si andava ai monumenti, e lui è stato ristampato da poco le sue note legate a quel periodo.
E quindi chiudo con, ho usato i 2 premi Nobel per raccontare 2 cose del rapporto tra ambiente e territorio. Andiamo alla prossima, è così, come si dice in giapponese, gosei chou, arigatou gozaimashita. Grazie dell'attenzione. Costantino. Grazie mille. Grazie mille Costantino. Come vedete si può declinare in 1000 maniere la lettura di Tolstoj. Io lo lessi nel 1980 o 81. Poi l'abbiamo riletto con Dario perché l'abbiamo riscritto, nel senso che l'abbiamo dovuto riscrivere. Perché all'epoca c'era ancora la fotocomposizione ottico-meccanica, tecnicamente parlando, cioè non c'era ancora, c'erano i computer ma ancora non erano destinati a un uso, per cui il testo non era reperibile in alcun modo, per cui abbiamo riscritto tutto quanto. E riletto più volte per tutti i refusi, e vi dico che è un altro libro, cioè tra l'altro è molto molto attuale, quindi, per cui vi consiglio di rileggere e farlo soprattutto leggere. E un'ultima notazione, l'ha già detto Dario, però tutto questo siamo riusciti a farlo perché la figlia dell'autore, Daniela Padoan, che è una finissima intellettuale, tra l'altro ha scritto un libro con Luigi Cavalli Sforza sulle razze, ci ha consentito appunto ha rinunciato ai diritti d'autore e quindi ci ha chiesto solamente che venga riproposto, a parte il libro, la storia dell'amicizia, tra l'altro con delle epistole fra i 2 personaggi, fra appunto Gianni Padoan e mio zio Francesco. Io ho pensato di creare un corner, diciamo, alla biblioteca di Dorgali, legandola a questa amicizia. Grazie a tutti. Se c'è qualche curiosità, forse facciamo ancora in tempo. Qualche anno fa, forse in occasione del festival che facevano i Cordas e Cannas a dicembre, portammo i bambini delle scuole elementari e videro probabilmente la versione doppiata dai bambini dorgalesi, possibile? Non era al museo, l'avevamo fatto qui con Nicola Seccanas, comunque sì, c'erano di mezzo loro, ma proprio nella... che cos'era? Era la sede del PC una volta qui a fianco, no? La federazione del Partito Comunista Italiano, che poi non so che fine abbia fatto, non so però era a disposizione per alcuni eventi culturali. Sì, quindi quella versione esiste ancora? Quella versione esiste, però il doppiaggio è ovviamente troppo artigianale, in alcuni tratti è incomprensibile. L'originalità sta nel fatto che alcune espressioni erano proprio direttamente in dorgalese. Però è improponibile, assolutamente improponibile per essere, diciamo, distribuito a livello nazionale. Cioè, l'operazione di doppiaggio va fatta bene, professionalmente, insomma c'è tutto un lavoro anche molto costoso. Grazie. Bene, possiamo chiudere? Va bene, grazie per l'attenzione. Grazie a tutti. E buona serata.